Rilasciavano il Green Pass con false vaccinazioni in cambio di regali. A Vicenza arrestate 3 persone, tra cui 2 medici. Indagate 14 persone destinatarie del falso documento, ma sarebbero centinaia. Le indagini sono in corso. Al via in Veneto l'operazione di recupero delle prestazioni in lista d'attesa a causa del blocco per Covid. Stanziati oltre 40 milioni di euro per 72.000 interventi chirurgici e 325.000 visite screening. Condannato per eccesso colposo di legittima difesa il carabiniere che il 29 luglio 2015 sparò e uccise il 32enne padovano morto durante un tentativo di TSO, ribaltata la sentenza di primo grado. Tragedia nel pomeriggio nei campi di Minerbe, nel Veronese, 65enne agricoltore perde la vita stritolato da un macchinario collegato al suo trattore. Resta altissima la tensione tra Russia e Ucraina. Domani Consiglio europeo straordinario, anche a Palazzo Ferrofini la politica regionale è preoccupata della situazione, appello alla soluzione diplomatica. Intanto famiglie, imprese ed esercenti continuano a fare i conti con l'insostenibile caro bollette. A Lusiana nel Vicentino sabato i negozi spegneranno le luci per il funerale del commercio. Un anziano di Sant'Orso raggirato da una donna molto più giovane che, convincendolo di avere una relazione con lei, gli ha sottratto oltre 50.000 euro. Rischio occupazionale per 2.000 lavoratori veneti. Stamane a Mestre il presidio regionale contro il ventilato smantellamento del colosso italiano delle comunicazioni. Sul piatto, dicono i sindacati, anche l'intero futuro digitale del sistema Italia. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei nostri telegiornali. E dunque il caso di Vicenza in primo piano, con 3 arresti, tra cui 2 medici del territorio. Rilasciavano il Green Pass attraverso false vaccinazioni in cambio di soldi o regali. Gli indagati sono altri 14 destinatari del falso documento, ma sarebbero centinaia le persone che hanno approfittato della situazione. Avrebbero eseguito centinaia di vaccinazioni false per permettere ai pazienti di ottenere il Green Pass. Tra le molte persone che si rivolgevano a loro, arrivando persino da fuori regione, ci sarebbero anche professionisti del settore sanitario, medici, infermieri, farmacisti. Per ottenere la falsa attestazione di rilascio vaccinale venivano corrisposte somme di denaro o regali come vini di pregio, un sistema che ha portato all'arresto di una dottoressa, medico di base con studio a Vicenza, del compagno che si occupava del supporto informatico registrando i nominativi dei soggetti falsamente vaccinati sul portale dell'ULSS e di un secondo medico. I 3 sono ai domiciliari. Il dato rilevante è che una cerchia ampia che dobbiamo ancora numericamente identificare si è rivolta ad un medico di base che si prestava a rilasciare false attestazioni di certificazione. È un fenomeno che richiede una riflessione, ho detto in precedenza anche a mio avviso sociologica. Le indagini sono state avviate a dicembre in seguito alla segnalazione dell'ULSS 8 per l'elevato e anomalo numero di vaccinazioni anti-Covid eseguite dall'ambulatorio vicentino, rivolte a centinaia di persone che non rientravano però tra i pazienti in carico allo studio medico. Fondamentali nelle indagini le intercettazioni telefoniche in cui sarebbe emerso il termine in codice di ozonoterapia per indicare la finta vaccinazione. Un meccanismo che sarebbe stato spiegato al secondo medico coinvolto nell'indagine, supplente con studio in provincia. La dottoressa avrebbe impartito al collega le disposizioni tecniche per simulare la somministrazione del vaccino, con la disponibilità di quest'ultimo a fare proprio il disegno fraudolento. Indagate altre 14 persone, presunte destinatarie delle false certificazioni, disposto il sequestro preventivo di 25.000 euro come ipotetico profitto dell'operazione criminosa. È iniziata in Veneto l'operazione di recupero delle prestazioni in lista d'attesa causata dal blocco imposto dalla 4ª ondata di epidemia di Covid. La Giunta regionale ha infatti approvato una delibera specifica stanziando 40.981.000 euro, dei quali 31 milioni per le strutture pubbliche e quasi 10 milioni per le private convenzionate. Il gap da recuperare è di circa 72.000 interventi chirurgici richiedenti il ricovero e di circa 325.000 prestazioni ambulatoriali, screening compresi. E a 2 anni di distanza dal primo caso di Covid in Veneto, ecco i volti e le storie dei medici dell'azienda ospedaliera di Padova che in questi mesi non hanno mai smesso di combattere il virus.
Ivo Tiberio è il responsabile della terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. Durante la prima ondata del Covid ha visto e curato i pazienti più gravi, ha conosciuto gli aspetti più crudeli del virus. Oggi, dopo 2 anni, grazie ai vaccini, il suo reparto ha visto meno ricoveri a fronte dei tanti contagi. La vaccinazione ha avuto un effetto importantissimo nel ridurre il numero di pazienti che si sono ammalati in forma grave e che poi abbiano necessitato di ricovero in terapia intensiva. Si calcola che la capacità del vaccino, secondo i vari studi e i vari report, possa aver avuto un effetto protettivo di 30-40 volte nella probabilità di ridurre il rischio di finire in terapia intensiva. L'azienda ospedaliera di Padova in Veneto è stata la prima ad aprire e ad allestire i reparti di semi-intensiva, una scelta che ha permesso di portare avanti cure che hanno evitato la terapia intensiva a molti pazienti. Le terapie semi-intensive, come ha detto lei, sono state una barriera che entro certi limiti ha contribuito ad evitare il crollo delle terapie intensive e a introdurre anche dei sistemi di cura meno aggressivi e meno intensi. In 2 anni oltre 250 piccoli sono stati ricoverati per Covid all'ospedale di Padova, che purtroppo deve contare anche il decesso di una bimba di 3 anni affetta da altre patologie, ma anche la storia a lieto fine di un neonato salvato dopo molti giorni di terapia intensiva. I bambini in questa quarta ondata hanno rappresentato più del 20% rispetto agli infetti totali, quando all'inizio della pandemia invece questa percentuale era bassissima, era intorno al 2-3%. Questo perché nella quarta ondata i bambini erano la fascia di popolazione più vulnerabile perché non vaccinata. In 2 anni in azienda ospedaliera sono stati curati 4.551 malati di Covid. I medici impegnati in prima linea sono riusciti a garantire anche la gran parte degli interventi chirurgici extra Covid, per non far mai mancare il diritto alla salute di tutti. Noi non ci sentivamo eroi all'inizio, stavamo facendo con grande serietà e con grande senso del dovere il nostro dovere, il nostro mestiere. Non ci sentiamo adesso sotto accusa. Ci siamo sempre fatti guidare dalla ricerca, dalla scienza, per cui abbiamo cercato all'inizio di capire i tamponi, poi di studiare. Ricordo lo studio pubblicato su Nature, su Vo, sulla diagnosi della malattia, trovare le nuove terapie, i monoclonali, i sieroiperimmuni e adesso i vaccini. Ora veniamo alla cronaca, la morte di Mauro Guerra. La Corte d'Appello ha condannato il carabiniere che gli sparò nel corso di un tentativo di TSO a risarcire la famiglia. Condannato per eccesso colposo di legittima difesa, il carabiniere che il 29 luglio del 2015 sparò e uccise Mauro Guerra, il 32enne di Carmignano Sant'Urbano, morto durante un tentativo di TSO. La Corte d'Appello di Venezia ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha dichiarato il maresciallo Marco Pegoraro, che esplose il colpo di pistola fatale, responsabile ai fini civilistici di eccesso colposo di legittima difesa. Il militare dell'Arma dovrà risarcire 260.000 euro alla famiglia di Mauro Guerra. Prevista una somma provvisionale immediata di 80.000 euro ai genitori e 50.000 euro ad entrambi i fratelli del giovane, che in quella calda giornata di luglio di 7 anni fa si oppose al trattamento sanitario obbligatorio e tentò di scappare attraverso i campi. Il processo penale a carico del carabiniere che sparò si era concluso nel dicembre del 2018 con l'assoluzione del militare chiesta dalla stessa procura. Per i giudici, infatti, Pegoraro aveva sparato a Guerra che stava aggredendo un collega nel tentativo di salvare la vita a quest'ultimo. La famiglia, parte civile nel processo, ha impugnato la sentenza che ha portato al verdetto in appello. È una sentenza che riconosce l'intervento illegale del militare. Il nostro non è mai stato un processo all'Arma dei Carabinieri, che anzi come cittadini dobbiamo ringraziare per il servizio che quotidianamente svolgono a beneficio della comunità, ma la richiesta che fosse riconosciuto che in quella specifica circostanza, in quel tragico giorno, ci fu un intervento dell'autorità contro il diritto di libertà di un cittadino da cui scaturì la sua ingiusta morte, ha commentato l'avvocato Fabio Pinelli, legale della famiglia Guerra. E ora il tremendo incidente invece che si è verificato oggi verso le 16:20 a Minerbe nel Veronese, dove un agricoltore di 65 anni, Claudio Galvan, ha perso la vita stritolato da un ingranaggio collegato al suo trattore. L'uomo stava lavorando in un terreno agricolo, è rimasto imbrigliato nell'ingranaggio di una puleggia, di un'attrezzatura appunto collegata al trattore, e per lui di fatto non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi dei sanitari del SUEM 118 intervenuti sul posto con l'elicottero insieme ai vigili del fuoco, quindi l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro.
Ora veniamo alla crisi in Ucraina che preoccupa anche il Consiglio regionale del Veneto. Tra l'altro crisi che sta mobilitando anche i soldati di stanza nei nostri territori. Circa 800 soldati della 173esima Brigata Aviotrasportata USAF di stanza a Vicenza, fanno sapere le agenzie di stampa, sono in partenza per la Lettonia, dove saranno dispiegati per rafforzare le capacità difensive dell'alleanza NATO. Consiglieri regionali dunque, d'accordo con le sanzioni alla Russia, tutti sperano in una soluzione diplomatica. Conosco abbastanza bene la gente, la popolazione, direi che l'Ucraina è un paese dove ci sono due parti ben distinte, una parte a occidente che è legata a doppio filo con l'Europa, sia storicamente che economicamente, e una parte d'Oriente invece che è legata alla stessa maniera con i russi, e quindi la parte del Donbass ma anche la parte a sud dell'Ucraina. Luciano Santonà, consigliere regionale della lista Zaia, parla con cognizione di causa della crisi ucraina. Sposato con una cittadina russa, disegna una situazione complessa in un paese estremamente variegato. Generalmente i consiglieri regionali del Veneto non sono teneri con la politica di Putin e vedono le sanzioni come valido strumento di dissuasione, ma non ci sono dubbi che poi la soluzione non possa che essere diplomatica. Quando attualmente la NATO ha fatto questi accordi o voleva entrare in questi paesi ex URSS, forse era meglio aspettare un attimino e capire meglio le conseguenze. Io vedrei bene l'Ucraina o la Georgia di cui si sta parlando come stati neutrali rispetto ai due schieramenti. I venti di guerra che minacciano l'Europa dell'Est preoccupano non poco il Consiglio regionale del Veneto. Pur non essendo all'ordine del giorno dei lavori in aula, la crisi ucraina e le sue conseguenze entrano inevitabilmente nel dibattito politico. Mi sembra veramente una follia, dopo 2 anni di epidemia mondiale, andare a scatenare una guerra il cui esito ancora non è dato a sapersi, e soprattutto bisogna fare quello che è possibile in tutti gli stati, in tutta l'Unione Europea, ma anche a livello internazionale, per evitare che questo avvenga. Con la pace l'economia prospera per tutti. Con la guerra invece ci sono delle situazioni in cui magari c'è chi ci guadagna, ma c'è chi perde tanto. Allora lo sforzo che c'è stato anche in questi 70 anni in Europa è stato quello di garantire la pace proprio per permettere la prosperità ai nostri paesi. Russia e Ucraina rappresentano partner economici importanti per il Veneto, ora a forte rischio. La crisi ha peraltro accelerato il dibattito sui progetti di autosufficienza energetica del nostro paese. Il tema energetico è stato uno di quelli sollevati per primi nel rapporto con la Russia. Indubbiamente noi dipendiamo molto dal gas russo, ma teniamo conto che la Russia dipende tantissimo dai flussi di denaro che dall'Europa entrano con gli idrocarburi. È di gran lunga la prima voce nel PIL russo. Un dibattito non ideologico e vero va aperto negli interessi delle generazioni future, e soprattutto adesso che ci sono dei fondi su PNRR che ci possono permettere di improntare una rivoluzione energetica per far sì che i nostri figli non si trovino nelle condizioni che ci siamo trovati oggi noi, ovvero quadruplicare il costo dell'energia con i risultati che vediamo. Ora parliamo invece del caro bollette. A Lusiana Conco si celebreranno i funerali del commercio. È il rintocco di mezzogiorno a segnare la vita del centro di Lusiana. Sabato 26 febbraio alle 19 le campane rintoccheranno un altro triste momento. Spegniamo tutto perché siamo veramente stanchi, non ce la facciamo più. Marina Ronzani gestisce la tabaccheria di Lusiana. Alla difficoltà di vivere in un paese di montagna si sono aggiunti non solo i rincari. Tutta la situazione, il Covid, le restrizioni, il Green Pass, cioè non c'è gente che gira per Lusiana. Certo che tutto influisce, la bolletta, l'acqua, la luce, è un po' tutto, non c'è gente. Come lei, tutti i circa 70 commercianti del comune, frutto dell'unione di Lusiana e Conco, con le 8 frazioni e le varie contrade. Negozi a servizio del paese, dei tanti anziani che lo popolano, che sono già preoccupati perché dopo 10 anni è pronta a chiudere anche la fruttivendola, che cerca qualcuno a cui cedere la sua attività. Il cartello "Io spengo" in tutte le vetrine dà voce alla paura di tutti.
Oggi fare impresa nel nostro territorio a Lusiana è molto difficile, è proprio un'impresa. E sabato vogliamo proprio fare il funerale del nostro lavoro. Io Spengo è proprio un'iniziativa che vuole mettere al centro la morte delle realtà imprenditoriali piccole che sono tipiche della nostra realtà. Un funerale vero e proprio, con tanto di cuscinetto già pronto, con la scritta "Qui muore la montagna". Ci sarà proprio il funerale con la musica da funerale, eccetera, eccetera, dove metteremo su questa cassa i registratori di cassa e il POS a simboleggiare proprio la chiusura delle attività. Luci e vetrine spente l'illuminazione del comune, in piazza tante fiaccole. Chi Lusiana la vive da sempre e guarda con amarezza. Da 55 anni gestisce 3 attività qui la signora Caterina. Innamorata del suo paese, della sua aria buona, ci confessa che se dovesse rifare la scelta adesso forse sarebbe diversa. Non vedi nessuno alla sera a un certo punto, che voglio proprio di chiudere alle 6 e non aprire più. E c'è anche lo sciopero nazionale dei lavoratori della TIM, oggi con il presidio regionale a Mestre. Contro l'ipotetico e ventilato smantellamento della TIM e il rischio occupazionale per le 2.000 famiglie venete delle 42.000 totali occupate a livello nazionale, oggi 8 le ore di sciopero nazionale dei lavoratori della TIM con il presidio regionale a Mestre in via Torino, davanti alla sede mestrina che ospita 500 lavoratori. Sul piatto non soltanto le sorti dei lavoratori dipendenti, ma, dicono i sindacati, l'intero futuro digitale del sistema Italia, le cui sorti si decideranno il prossimo 2 marzo a Roma nel corso del previsto Consiglio di amministrazione. Significa in primo luogo dare un colpo di grazia definitivo, mi verrebbe da dire, a quella che è la più importante tra le più importanti aziende del Paese. Significa cancellare con un tratto di penna una strategia di digitalizzazione del Paese che deve essere fondata innanzitutto sulla costruzione di una rete unica, nazionale, efficiente ad accesso universale. Ancora nessuna conferma ufficiale alle voci che vedrebbero transitare l'intero pacchetto del sistema servizi e comunicazione della TIM nelle mani di Wind3, interamente in mano ai cinesi. Lo spezzatino, così come prospettato, apre una prospettiva preoccupante, perché vuol dire avere un'azienda che si occuperà della rete e un'altra invece delle comunicazioni vere e proprie. Vuol dire dare il via a una serie di terziarizzazioni, appalti che faranno probabilmente far funzionare peggio la rete, ma soprattutto peggiorare le condizioni di lavoro. Con le sorti dei lavoratori a rischio la competitività di tante aziende venete ancora senza una connessione a banda larga. Noi crediamo che serva investire nella banda larga nel nostro paese e che sia un fattore di competitività anche per il Veneto. Infatti noi abbiamo coinvolto anche Luca Zaia, l'assessore Donazzan, proprio per far capire che non è una questione nazionale, ma una questione che riguarda molto da vicino noi, anche il nostro sistema delle imprese, oltre che le famiglie. Per i sindacati, nei fatti, significa allentare la presa del governo su una delle infrastrutture strategiche più importanti del Paese. È ovvio che nel momento in cui un'azienda come TIM viene suddivisa in pezzi diversi, quindi più piccoli, ovviamente più facilmente può diventare più facilmente preda di appetiti di altre realtà internazionali che ovviamente possono fare del nostro paese niente più che un mercato nel sistema delle telecomunicazioni. Ora il caso di un anziano di Sant'Orso, raggirato da una donna molto più giovane. Una donna di 47 anni di Sant'Orso dovrà difendersi dall'accusa di circonvenzione di persona incapace a seguito di una perquisizione nella sua abitazione da parte dei carabinieri di Piovene Rocchette. I militari, su segnalazione dei servizi sociali comunali, hanno concluso lì un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Vicenza nei confronti dell'operato della donna, che avrebbe abusato dell'ingenuità e fragilità emotiva di un anziano del posto. Con la promessa di andare a convivere presto, gli avrebbe sottratto una somma complessiva di 53.000 euro attraverso prelievi bancomat, la sottoscrizione di assegni e di finanziamenti con la cessione del quinto. Attraverso le immagini degli sportelli bancari, i carabinieri hanno documentato le azioni della donna e sono quindi andati a perquisire la sua abitazione, dove hanno rinvenuto il bancomat della vittima, copia dei documenti bancari e gli indumenti indossati durante il prelievo dei contanti. Ora un piccolo break pubblicitario, a tra poco.
Di nuovo in studio andiamo a Verona, dove si infiamma la battaglia politica per le prossime amministrative. I cittadini tendono a scegliere il loro sindaco guardando la persona nella quale si riconoscono, che pensano abbia più competenza e capacità. Flavio Tosi ne fa una questione di battaglia amministrativa in senso stretto, ma è chiaro che la partita di Verona ha già raggiunto il clima da coltelli. Non potrebbe essere altrimenti in un centrodestra che nel capoluogo scaligero non trova la convergenza piena e rischia di avere ripercussioni sulle altre alleanze decise o in via di definizione a Padova e Belluno. Inevitabile, visto che la Lega e Fratelli d'Italia hanno stretto il patto per il meloniano Sboarina, mentre Forza Italia sta con Flavio Tosi. E le frecciate sono già partite. Il sindaco di Verona nemmeno considera Tosi un vero avversario, come ha detto in questi giorni. Non ho capito di cosa faccia parte, sinceramente. A Verona ci sarà una competizione tra il centrodestra e il centrosinistra. Insomma, Flavio Tosi mi sembra che negli ultimi anni sia passato un po' da tutto, dal contrario di tutto. Non è un problema mio, evidentemente. Io penso che il centrodestra, che si sta aggregando sulla mia candidatura praticamente tutto, si confronterà con il candidato di centrosinistra, perché quella sarà una partita sostanzialmente a due. La risposta di Tosi non si fa attendere. Il sindaco Sboarina in carica si mette a polemizzare su cambi di casacca e movimenti. Lui è stato indicato dalla Lega, è messo lì dalla Lega, è passato a Fratelli d'Italia qualche mese fa, quindi mi paiono polemiche un po' sterili, francamente. Penso che i veronesi sceglieranno tra me e lui e Damiano Tommasi sulla base di quello che valutano la nostra capacità di governare e reggere la città. Una frattura, quella tra la coppia Lega-Fratelli d'Italia da una parte e Forza Italia dall'altra, già vista alle ultime amministrative con il caso Conegliano, una sconfitta che il Carroccio ancora non ha digerito pienamente. A Verona dinamiche e un passato diverso, ma la sostanza non cambia. Gli azzurri di Berlusconi sono irremovibili, mai con Sboarina. Una battaglia interna della quale il candidato del centro-sinistra, l'ex calciatore Damiano Tommasi, potrebbe approfittare. E ora al Teatro Comunale di Treviso per la prima trevigiana del musical Casanova dell'artista Red Canzian. Il giorno che cominciavano le prove generali per debuttare a Venezia, sono stato ricoverato in ospedale e ne avrò ancora per un paio di settimane, ma stasera ho ottenuto un permesso speciale. C'è qui con me il dottor Minniti che mi ha operato e ha detto: ti accompagno. È molto di più di un ritorno sul palcoscenico quello di Red Canzian, che in un teatro del Monaco, mai così pieno dall'inizio della pandemia, ha potuto assistere per la prima volta al suo Casanova, opera pop che sta già facendo il giro d'Italia, ma ad andare in scena è stata soprattutto l'emozione dell'uomo e dell'artista, abbracciato dalla sua comunità e dagli amici di una vita. Stasera in queste file ci sono i miei amici veri, quelli che io sento anche nei momenti lontano dal lavoro. Per Canzian è stato il momento dei grazie agli operatori del Cafoncello, dove si trova ricoverato, alle maestranze, ai ballerini, agli attori, ma soprattutto alla moglie Beatrice, compagna di vita e di lavoro. Quando hai la fortuna di avere vicino una donna così, io credo che si possa fare molto, si possa fare anche uno spettacolo bello come questo Casanova. Grazie, amore mio. Ma Canzian ha detto grazie anche agli amministratori del territorio che hanno creduto nel progetto di raccontare Venezia in un musical, su tutti l'amico Luca Zaia che non ha dubbi. È uno spettacolo che ha molto ritmo e quindi supererà Jesus Christ Superstar. Questo spettacolo è la Regione ha sostenuto con l'idea di portare l'immagine del Veneto nel mondo, di Venezia, del Veneto nel mondo, e vedrete che ce la farà. Un in bocca al lupo dietro le quinte è arrivato in particolare da sindaco e vice sindaco di Silea, la città di Canzian. Vogliamo portarti il supporto di tutti i cittadini di Silea che stasera sono con te. La mia sindaca e mia cugina, mia vice sindaco. E che in ballo ci siano tante ripartenze lo sottolinea il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. E oggi si riparte dopo 2 anni con questo musical meraviglioso, con 4 date sold out, con un teatro strapieno, quindi insomma una situazione ideale per emozionarci, quelle emozioni che il Covid ci ha tolto. Per il resto un'esplosione di colori, suggestioni, storia e arte. Che Dio vi benedica perché mi avete regalato una serata, un'emozione meravigliosa stasera. Vi voglio bene, vi voglio bene.
Buonanotte a tutti. In chiusura vi ricordo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antena 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14, TNE Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antena 3, Rete Veneta e Telenord-Est quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali. Il 10 dunque per Antena 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Telenord-Est. Li vedete anche in sovraimpressione. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. Giovedì 24 febbraio domina l'alta pressione, tempo stabile dunque, ma l'anticiclone inizia ad indebolirsi e venerdì avremo qualche pioggia, poi ancora tanto sole nel weekend. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto nelle ore più fredde saranno possibili locali foschie o nebbie in pianura e nelle vallate alpine. A seguire ampio soleggiamento con qualche addensamento nel pomeriggio ma del tutto innocuo. Venti da sud-ovest sulle aree pianeggianti generalmente deboli, a tratti moderati lungo la costa. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime comprese invece tra i 10 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole ovunque, qualche nube con il passare delle ore, ma sempre senza conseguenze. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sarà soleggiato al mattino, cielo più nuvoloso invece nel pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 12-14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.